parte dell'abbigliamento tradizionale, l'esecuzione delle danze, quei suoni che appartengono alla campagna poi tradotti nelle piazze degli altri, della festa, e poi Maracalagonis. Sì, Maracalagonis come Sinnai, come Settimo San Pietro si distingue tra gli abiti campidanesi per la ricchezza nei ricami, nei gioielli, perché di madre in figlia questi gioielli venivano consegnati proprio attraverso una discendenza al femminile, e come vediamo appunto su Lasuk, questo gioiello preminente nell'abbigliamento di Maracalagonis, costituito da tre parti, su Vroku, su Domino e su Vendenti, sono completamente lavorati in filigrana e impreziositi con appunto pietre preziose. Ecco, fammi dire una cosa, perché sfila nel gruppo di Maracalagonis anche Francesca Fadda, il sindaco, e ieri mi raccontava di questi gioielli ereditati di famiglia, quelli che appartenevano ai ricchi del Campidano, un rosario tutto in oro, lo scialle, il grembiule, che lei potrebbe indossare solo ed esclusivamente in questa occasione, perché per Sant'Efiso si vanno a ricercare le cose più belle, quelle che nelle altre occasioni non puoi permetterti di sciupare o di mettere a rischio. E invece qui tutto viene veramente valorizzato. Assolutamente, Sant'Efisio è l'occasione per tirare fuori dai cassetti tutto ciò che si conserva gelosamente. Serramanna nell'ordine.